Buonasera, allora iniziamo. Benvenuti alla quinta, stavo sbagliando già, alla quinta conferenza dell'edilizia storica, che è anche la penultima dell'anno in corso. La prossima sarà, attenzione, non sarà di giovedì ma sarà di lunedì, quindi ricordatevi, l'ultima dell'anno solare è lunedì della settimana prossima, e dopo riprendiamo invece a gennaio. A breve sarà anche diffuso il calendario con il programma, con i relatori di tutto il mese di gennaio, tramite quindi sia nei canali soliti della newsletter dell'Ateneo Veneto che l'Ordine degli Architetti, eccetera. Bene, allora, dopo aver raccontato del comportamento d'insieme della fabbrica veneziana e dopo aver descritto i caratteri di pavimenti in pietra e dei terrazzi, di cui cercheremo anche di organizzare il recupero del contenuto sul saper fare, vi ricordate che voi siete debitori di una parte importante sul saper fare sui terrazzi, che terrà il maestro artigiano terrazziere Stefano Vianello, che per motivi di salute non era potuto partecipare all'incontro che era in programma un paio di volte fa, se non ricordo male. È nostra intenzione, se le condizioni di salute lo consentiranno, speriamo di sì, recuperarlo a gennaio, probabilmente il 16, adesso stiamo appunto definendo. E dopo l'importante capitolo sulla muratura, che invece è stato il tema della volta scorsa con la professoressa Squassina, questa sera parleremo di legni. In particolare saranno affrontati i solai orizzontali, che a Venezia sono sostanzialmente lignei, in modo da evidenziarne caratteristiche costruttive, periodi di realizzazione, particolarità, situazioni di crisi e i sistemi di copertura, entrambe componenti decisive nel consentire alla città storica di conservarsi nel tempo. Una parte della esposizione sarà dedicata anche al tema del saper fare, con l'illustrazione di alcuni interventi. E quindi questo tema sulle componenti lignee verrà trattato da due relatori che sono assolutamente due grandi esperti del settore. Uno è in presenza, è qui a sinistra, alla mia sinistra, che è l'architetto Luca Scapin, e l'altro relatore è in collegamento ed è l'architetto Claudio Menichelli, che anche lui per motivi purtroppo di salute non è potuto essere presente, lo sarebbe stato ben volentieri. Tra l'altro anche l'architetto Menichelli era presente al primo ciclo di conferenze che abbiamo fatto nel 2012, però ci ha dato piena disponibilità appunto a un collegamento, quindi credo che non perderemo nulla, diciamo, della qualità dell'esposizione. Luca Scapin si laurea in architettura allo IUAV e consegue il titolo di ricerca in storia dell'architettura e della città, scienza delle arti, restauro. Ha svolto attività professionali di catalogazione, ecco, taglio via perché è un curriculum molto, molto ricco, molto corposo, ma direi di andare abbastanza veloce. Ha svolto attività professionali di catalogazione di manufatti architettonici per enti di tutela e di rilevamento di superfici e subacqueo in ambito archeologico. Ha svolto un periodo di ricerca presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene e nei cantieri di restauro dell'Acropoli, e ha compiuto studi approfonditi sulle tecniche costruttive e di consolidamento strutturale dell'architettura antica.
Ha svolto ricerche approfondite sull'impiego del metallo in architettura e nel restauro. Si è occupato a lungo della storia costruttiva e dei restauri del Palazzo Ducale di Venezia e ha condotto ricerche sull'attività di Ferdinando Forlati, importante soprintendente del Nord-Est nel corso del Novecento. Ha condotto ricerche con più assegni di ricerca presso UA di Venezia sui caratteri costruttivi e sulla conservazione dell'edilizia storica veneziana, in particolare su intonaci, strutture lignee e murature. Diciamo che la seconda o la prima passione dell'architetto Scapin sono gli intonaci. Lui ha tenuto anche diversi corsi assieme al maestro artigiano nostro Giorgio Berto, che è seduto qua sulla panchina e scenderà in campo però la prossima settimana, e assieme a lui quindi la coppia Luca Scapin e Giorgio Berto hanno tenuto dei bellissimi corsi teorico-pratici appunto sul marmorino, sugli stucchi, che hanno veramente caratterizzato la nostra storia appunto artigiana, perché tantissimi artigiani hanno partecipato a queste attività formative molto molto interessanti. Luca Scapin, per concludere, ha svolto poi didattica presso l'UIA di Venezia e tenuto seminari presso il Politecnico di Milano e l'Università dell'Aquila. Svolge attività formative anche con workshop pratici insieme all'artigiano stuccatore. Ecco, ho anticipato la nota che molto diligentemente il professor Trovò mi ha fatto avere, che sto leggendo, presso l'ordine professionali, associazioni artigiane, quindi Confartigianato in primis, e scuole edili di varie province del nord-est. Poi svolge anche l'attività di libero professione. Luca dice basta così, perfetto. Allora chiudiamo e lasciamo la palla a Luca, che ci racconta allora un po' di cose interessanti. Grazie Enrico, grazie per questa occasione di esporre molte indagini condotte sulle strutture veneziane in legno e che sono ancora in parte non pubblicate, per cui come dire, sono ancora diciamo anche in fase di elaborazione, e partirei dal fatto che la conoscenza delle strutture implica un riconoscimento della concezione strutturale che nella tradizione diciamo è abbastanza più complessa rispetto a quella delle strutture contemporanee che si sono sviluppate dopo l'introduzione dei nuovi materiali, nuove tecnologie, del calcestruzzo armato, delle strutture metalliche. Infatti la tradizione veneziana come dire, va letta nella sua complessità, perché comunque presenta delle risorse che devono essere sfruttate nei miglioramenti strutturali e nel riconoscimento di eventuali forme di dissesto. Analizzando le strutture in legno dobbiamo considerare il fatto che la Venezia, c'è stato un passaggio già accennato da Mario Piana nel primo incontro, il passaggio fra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII dalla Venezia lignea a Venezia in tecnologia mista, murature per gli alzati e strutture in legno negli orizzontamenti. Il legno è stato sempre molto importante nella civiltà veneziana, che come dire, deve approvvigionarsi di grandi quantità di legno. Vedete qui un elenco, diciamo, delle principali scopi per cui viene utilizzato il legno, oltre alle costruzioni navali, ma tutti gli immarginamenti delle isole, le opere idrauliche della laguna, ma anche la legna da fuoco ovviamente per il riscaldamento o per le attività produttive, e quello che noi però consideriamo in edilizia viene chiamato storicamente la legna da opera. Quindi utilizzato per tutte le parti che comunque sono sempre state in legno, le fondazioni su pali in particolare o su tavolato, i solai e le strutture di copertura, oltre a alcune parti interne come le tramezze leggere
e anche alcuni aspetti legati alle telaie di murature all'interno che si conservano come memoria del passaggio della Venezia lignea alla Venezia in tecnologia mista, soprattutto nella fase medievale. Noi possiamo immaginare una Venezia con questo tipo di trama, dove i lissetti verticali portanti sono tendenzialmente paralleli e ortogonali alle linee dei canali, delle vie d'acqua e degli spazi urbani principali, per cui è come se possiamo leggere questa griglia, questa tessitura di pareti parallele come se fossero gli elementi portanti proprio di quel tipo di solaio che si diffonde in area lagunare, il solaio di tipo monoordito, caratterizzato dal fatto che ha tutte le travi disposte in senso parallelo. È un solaio che si diffonde in area lagunare e caratterizza in parte anche l'area della pianura padana, perché aveva grande disponibilità di un legname a fibre lunga e con un rapporto tra la leggerezza e la resistenza vantaggioso. Si distingueva quindi da un solaio di tipo biordito, ossia quando vengono impostate delle travi principali su cui vengono posti travi principali che poggiano appunto sulle murature considerate portanti, poi dei travetti secondari che appoggiano tra le altre due murature e poi tutti questi interassi delle travi principali. Lo svantaggio delle travi principali dal punto di vista della concentrazione dei carichi è che appunto insistono in punti particolari delle murature, mentre il vantaggio del solaio monoordito è quello di avere una distribuzione dei carichi. E nel periodo medievale non solo, si aggiungeranno anche elementi di ulteriore distribuzione del carico come sono le reme sotto appoggio di trave. Dobbiamo sempre pensare anche che tutta la struttura, la concezione strutturale della scatola dell'edificato veneziano in realtà è immaginata e pensata fin dalle origini come una collaborazione fra gli elementi verticali, nella fase poi di muratura, quindi elementi pieni, rispetto agli elementi orizzontali degli orizzontamenti lignei. E a livello di solaio, ma anche delle strutture di copertura, ci sono dei collegamenti ottenuti attraverso gli arpesi collegati alle fiube inserite nelle murature, quindi questi ganci metallici fissati e chiodati sul solai all'interno e distribuiti in modo abbastanza cadenzato. Per cui si parla di sistema scatolare controventato, in quanto proprio gli elementi orizzontali dei solai fanno da controventamento delle strutture verticali, che sono pareti generalmente concepite in modo esile rispetto anche per non insistere sui terreni, quelli lagunari, che sono tendenzialmente molto variabili e a scarsa portanza. Dobbiamo partire però per schematizzare un po' l'evoluzione anche della distribuzione delle tessiture dei solai, che in realtà hanno avuto un'evoluzione nella fase medievale, quindi non solo travi parallele e distribuite lungo i setti ortogonali alle vie d'acqua o agli spazi urbani, perché nella fase medievale si nota una evoluzione dello schema planimetrico, in particolare nello schema planimetrico della casa da stazio, quindi il palazzo dell'edilizia maggiore, dove l'elemento longitudinale di collegamento è il portico, il salone, che però nella prima fase ha un'intestatura infacciata con una forma di loggia. Ragioniamo nel primo periodo di edifici al massimo 2 piani, e dove il solaio distribuito in questa loggia era ortogonale a quello degli ambienti retrostanti, come lo vedete nel tipo 1. Nell'evoluzione successiva si tende a contrarre questo spazio antistante in facciata, diventando una L, con ancora il solaio di questo spazio tessuto in modo ortogonale ai solai retrostanti, e nel corso del 400 la contrazione di questa L diventa poi un elemento a scarsella, dove
il solaio viene vediamo se funziona sì. Il solaio diventa perfettamente tutto parallelo quindi alla facciata. Le travi, gli assetti portanti esterni e di spina diventano quelli che appunto i principali elementi che accolgono il peso, ma solamente fra la fine del 400 e l'inizio del 500 si stabilizza il tipo cosiddetto a salone regolare, a forma rettangolare, dove non c'è più la scarsella e quindi non c'è più la L, e abbiamo una tessitura omogenea di travi disposte in senso parallelo alla facciata. Vediamo alcuni esempi di queste disposizioni, in particolare del tipo 2, perché i tipi 1 sono stati trasformati, quindi poco leggibili. Il tipo 2 quindi con la disposizione AL, con le tessiture che vedete che sono ortogonali fra di loro, fra la parte del portico retrostante e la cosiddetta, diciamo, loggia in facciata, che appoggia su un elemento di intermedio a dimensione maggiore, cosiddetto bordonale, che fa da separatore fra le due tessiture di solaio. Vediamo altri esempi invece del tipo 3, dove la scarsella laterale ha le travi in continuità con quelle del portico e tutte parallele alla facciata, e dove l'elemento di separazione è ancora un elemento ligneo di maggiore sezione e che può essere anche impostato su una colonna in intermedia. Nella stabilizzazione della forma planimetrica o del distributivo planimetrico con il solaio rettangolare, quindi regolare con tutte le travi parallele, siamo nell'ambito di quello che è cosiddetto il solaio alla Sansovina, di cui adesso vedremo le caratteristiche. Siamo quindi già nell'epoca moderna e quindi c'è questo passaggio fra la fase medievale e la fase moderna, con una separazione netta di elementi che adesso andremo a descrivere. Innanzitutto dobbiamo capire qual è il linguaggio da utilizzare, perché sia per la parte di tessitura del solaio che per la parte della zona di appoggio dobbiamo identificare una serie di elementi che devono essere descritti attraverso delle nomenclature, delle denominazioni specifiche tradizionali e anche come dire, cerchiamo di crearci uno schema interpretativo, per cui la tessitura di solaio possiamo descrivere attraverso la dimensione delle travi, analizzata nella loro sezione, base per altezza, la distanza tra le travi e la loro luce, cioè l'interasse che c'è tra una parete e l'altra, quindi le zone delle due pareti di appoggio. Nella fase medievale esistono i listelli coprigiunto, cioè quegli elementi, quegli stelli, che devono fare da coprifilo lungo i giunti che si creano tra le travi, e adesso vedremo perché il tavolato è ancora ortogonale alle travi. Anche il tavolato subisce un cambiamento, un'evoluzione fra la fase medievale e quella moderna, e poi ci sono tutti i sistemi decorativi che permettono anche qui di riconoscere quali sono le caratteristiche delle due fasi. Nell'analizzare gli appoggi, qui invece abbiamo ulteriori elementi caratterizzanti, che sono eventuali elementi lignei disposti sotto l'appoggio delle travi, possono essere esterni o interni, principalmente sono misti. Nella fase medievale ci possono essere ulteriori elementi di sostegno con mensole lapidee o lignee e altri elementi che possono chiudere lo spazio che si crea tra le travi. La prima distinzione che possiamo fare a livello di temporale è nella sezione delle travi. Non si vede? Ah, eccola qua. Vedete che le prime due a sinistra quella di sinistra e quella centrale, che sono caratteristiche di due fasi diverse del periodo medievale. La prima con una sezione di trave più piccola della seconda,
che però è ancora più piccola di quella del solaio della fase moderna. Io le chiamo queste travi piccole, solaio travi grandi. Nella fase medievale le sezioni delle travi erano concepite con un rapporto dimensionale fra la base e l'altezza di 2 a 3. Per la trave piccola in realtà la misura media sono di 14 per 21, per quelle grandi erano di 20 per 30 cm. La fase delle travi piccole è quella del periodo che va tra il XIII e fino alla metà del XIV secolo, quindi fino alla metà del 300. A partire dalla metà del 300 si diffonde il solaio a travi grandi. Nella sezione del solaio alla Sansovina, cioè quello della fase moderna, e vedremo anche perché è distinto non solo per le sezioni, vedete che le tacche individuano una divisione legata anche alla diagonale, perché, come suggerisce lo stesso Scamozzi che nel 1615 ci descrive qual era il proporzionamento delle travi da utilizzare, utilizzando la terna pitagorica del 3 della base, 4 dell'altezza e 5 della diagonale, che risultava il rapporto ideale, diciamo che di 7,5, il quoziente, risultava il rapporto ideale per ottenere una trave da una sezione circolare, quella del tronco, con una buona resistenza alla flessione nell'utilizzo, nella messa in opera. Ovviamente non è la sezione migliore di massima ottimizzazione per avere questo tipo di massima resistenza, e vedremo che questo rapporto poi è molto vicino a quello che poi la scienza di costruzione nel corso dell'Ottocento ha stabilito come rapporto adeguato per la resistenza alle tensioni ammissibili. Vediamo adesso come vengono utilizzate queste sezioni diverse di travi. Nella fase di primo periodo medievale le travi sono piccole e molto distanziate tra loro. Ciascuna di queste due caratteristiche viene poi assommata al fatto di inserire delle cantinelle che fanno da coprifilo del tavolato che è ortogonale, sempre ortogonale, a strato unico, disposto sopra le travi. Nel primo tipo, il tipo 1, con cantinelle all'estradosso inserite in tacche, lo vedete qui rappresentato, si riesce a leggere abbastanza. Le cantinelle sono spezzone di cantinelle, quindi listelli che occupano lo spazio fra le travi e si inseriscono in piccole tacche inserite nell'estradosso, ottenute nell'estradosso delle travi. Nel secondo tipo, che sono tutte e due contemporanei li troviamo tutte e due, e forse la distinzione fra i due da quello che posso dedurre che il tipo con le cantinelle piccole riguarda i solai di ambienti poco meno importanti, e quindi li troviamo visibili soprattutto ai piani terra o in ambienti non importanti anche ai piani superiori, mentre invece quando abbiamo un solaio che deve essere a vista e diciamo con una maggiore decorazione, troviamo la schematizzazione delle cantinelle disposte appoggiate sopra le travi, più lunghe, con cantinelle minori che vanno a coprire lo spazio lasciato tra cantinella e cantinella, quelle più lunghe. Lo stesso schema di disposizione delle cantinelle del tavolato lo troviamo anche nella seconda fase del periodo medievale. Ancora cantinelle brevi e ancora cantinelle più lunghe disposte sopra e con cantinelle minori. Il tutto che crea in questo caso un cassettonato quadrato nella vista dall'intradosso. Nel passaggio dal solaio di fase medievale al solaio moderno, cosiddetto la Sansovina, perché viene attribuito la maggior diffusione a Sansovino quando viene a Venezia dopo il 1527, in realtà già appare precedentemente, vedete che le travi sono più vicine,
già nel passaggio dalla fase medievale alla prima fase medievale alla seconda fase medievale c'è un avvicinamento delle travi. Nella fase del solaio e la Sansovina le travi si avvicinano ancora di più, al punto che può diventare anche uno spazio pari alla trave stessa, e si parla quindi di un pieno pari a un pieno e un vuoto. L'ettavolato in questo modo viene disposto, il primo strato, appoggiato per breve tratto lungo le due i bordi lungo le due travi affiancate. Esiste sempre un secondo tavolato ortogonale al primo. Le chiodature, è interessante anche la questione delle chiodature, perché mentre nelle travi, nella versione medievale, le chiodature sono disposte nella parte centrale in corrispondenza ovviamente delle travi, e quindi si vede un filare di chiodature lungo le travi. Nella fase del solaio alla Sansovina non abbiamo chiodature nel primo strato, ma abbiamo chiodature solo nel secondo strato, e in realtà anche qui disposto lungo in corrispondenza delle travi. Per quanto riguarda questa differenza fra le travi piccole e le travi grandi, si può istituire un confronto rispetto alla variazione dimensionale anche dell'elemento mattone, perché le travi piccole corrispondono alla fase medievale dell'utilizzo dell'altinella, che abbiamo già visto anche nella lezione del Paolo Squassina. L'altinella, quindi il mattone piccolo, che era chiamato nei documenti anche piera piccola, mentre le travi grandi della fase seconda medievale, di fase gotica, corrispondono all'utilizzo del mattone grande, la piera grande, come compare nei documenti. La differenza fra i due tipi di mattoni possiamo vedere qui, il mattone piccolo e il mattone grande medievali. Per quanto riguarda i criteri di dimensionamento che avevamo nel passato, si basavano su questi tre tipi di rapporti, quindi non solo il rapporto fra base e altezza, ma anche il rapporto fra distanza e base, cioè la distanza fra le travi, e l'altezza della trave e la loro lunghezza o luce libera. Abbiamo queste corrispondenze, per cui caratteristiche di ogni periodo. Vi dicevo che la distanza nella prima fase è molto, vedete che raggiunge i due volte, 3-4 volte anche la sezione della trave. Nella fase della gotica, diciamo, della seconda fase medievale, invece la distanza fra le travi al massimo arriva a 2 volte, ma generalmente 1 volta e mezza. Nella fase del solaio alla Sansovina abbiamo una distanza ridotta a 1, al massimo 1/3, 1,3. Questi rapporti dimensionali, che erano utilizzati dai costruttori per poter dimensionare appunto tutti gli elementi, vengono richiamati anche dai trattatisti. In particolare Palladio si sofferma sul rapporto distanza-base, che lo considera idealmente quello di 1 volta e mezza la base. Francesco Sansovino, ma quello che ci dà più elementi è Vincenzo Scamozzi, come già vi dicevo, il rapporto fra base e altezza di 3/4, la distanza e la luce. Tutti questi sono indicativi del fatto che, vedete, il rapporto 3/4, 0,75, corrisponde a quello che nella ingegneria di oggi viene considerato, molto vicino viene considerato il rapporto di 5/7, che è 0,71, per dimensionare le travi a sollecitazione massima. Vediamo degli esempi. Nella fase medievale del primo periodo abbiamo questa apparenza dei solai dall'intradosso, con travi molto distanziate, vedete fino a anche 4 volte la loro base, la loro sezione di base, con un sistema di cassettonato ottenuto con cantinelle decorate. Molte decorazioni sono state aggiunte successivamente, per cui possiamo riconoscere il vecchio solaio medievale, ma con decorazioni che poi sono post-cinquecentesche. E nella fase invece seconda, dove le travi sono di maggiori dimensioni, si avvicinano, cambiano anche le decorazioni delle cantinelle, per cui sono riconoscibili, e vedremo adesso qual è il tipo di passaggio evolutivo.
e soprattutto percepite questa minore distanza fra le travi. Per quanto riguarda le cantinelle, in altri ambiti territoriali italiani l'elemento, come dire, questa struttura di solaio medievale è diffusa e l'elemento che viene identificato come cantinella continua sopra viene chiamato regolo, mentre il controregolo è quello che va a occupare lo spazio fra due cantinelle continue. Questo nel solaio tipo 2. Quando abbiamo invece il solaio di tipo 1, quindi con le cantinelle, singole cantinelle a spezzone inserite nelle tacche, possiamo percepirle in questo modo. Vedete che le cantinelle sono inserite nel filo sotto il tavolato, e, quando mancano, quando cadono, abbiamo questo spazio che rimane libero, quindi diventa visibile il giunto tra le tavole, ma in molti casi le travi sono state riutilizzate con assetti diversi. Vedete che quando troviamo le tacche al di sotto vuol dire che le travi sono state rovesciate, ruotate, e quindi hanno cambiato la loro funzione, diciamo, delle parti inflesse, delle parti tese e le parti compresse, ma possono essere anche ruotate lasciando la parte che era sopra sulla faccia laterale, oppure, vedete qui, utilizzate come tiranti di campate di chiese. Quindi capite che il riutilizzo e il riimpiego comunque permette di riconoscere qual è l'assetto originale anche in base alla lettura di questi segni. Qui vedete un'identificazione di come lo spazio che si crea fra il tavolato e la trave nel caso del tipo 2, possiamo intravedere anche la presenza delle chiodature oltre all'appoggio delle cantinelle che in questo caso si è sollevato rispetto alle travi. E vedete solai invece con le tacche che indicano la presenza delle cantinelle che non sono più in opera. Due esempi di distribuzione anche delle chiodature di un solaio di fase medievale, con fitte chiodature distribuite lungo la trave, oppure di un solaio alla Sansovina con un primo strato di tavole ancora in opera, il secondo è in corso di rimozione, ma vedete come le cantinelle nella fase medievale qui vengono svolte come coprifilo dal primo strato, perché appunto c'è il materiale che filtra dalle giunzioni del secondo strato. E qui vediamo come la distribuzione delle chiodature è fatta solo al centro delle travi e non sul primo strato, quindi una chiodatura che fissa dall'estradosso il secondo tavolato. L'altra caratteristica che distingue anche il tavolato delle due fasi medievale e moderna è che nel primo caso le tavole sono molto spesse, raggiungono i 3-4 cm, mentre nella fase moderna, il solaio alla Sansovina, gli spessori sono inferiori, al massimo 2 cm e mezzo, e hanno questa tendenza anche a imbarcarsi per assorbimento di umidità, e per la mancanza anche delle chiodature disposte lungo i loro margini. Per quanto riguarda le cantinelle, spesso erano ricavate anche generalmente da legno di abete, ma anche da scorzoni, che erano le parti perimetrali del taglio della sezione dell'albero, di cui quindi vedete anche la presenza della corteccia. E dal punto di vista decorativo c'è un'evoluzione che si può leggere in questo modo, da forme geometriche che caratterizzano il primo periodo, con punte di freccia alternate bianche e nere, oppure di disegni a piramide gradonate che si alternano, si contrappongono tra di loro, anche queste con colori scuri e chiari. Si giunge all'inserimento di forme vegetali, utilizzando lo schema della losanga, successione di losanghe, vedete, con elementi vegetali oppure geometrica, e progressivamente questa decorazione si complica introducendo delle torsioni, dei nastri a spirale,
o dei nastri che avvolgono, o delle foglie, diciamo, che avvolgono un ramo centrale e che quindi creano questa spirale continua distribuita lungo la cantinella. Le cantinelle erano elementi prodotti da botteghe, quindi in grandi quantità, ma per alcuni cantieri vengono chiamati i detentori del cantinè, che devono produrre le cantinelle per quel cantiere. Vedete che altre variazioni sono le forme ondulate di questo tipo, con tipo foglioline. Solo nel 400 troviamo un'introduzione della vegetazione più ricca, ancora con distribuzione di foglie più evidenti, in questo caso che imitano foglie di alloro, di quercia, attorno a un ramo, disposte a spirale, oppure l'affrontamento di elementi vegetali lungo la linea centrale, anche qui con schemi diversi, oppure l'alternanza con elementi di fiori, pentameri, che si alternano appunto con queste contrapposizioni di figlioline, elementi a baccello o ghiande che si disposte in successione nel corso fino al 300 e nel corso del 400, fino alla decorazione più diffusa nel 400, che è quella dell'andamento ondulato di foglie e fiori, che trova molte varietà e di cui vediamo soprattutto nei palazzi appunto quattrocenteschi. La sezione delle cantinelle era rettangolare, mentre pochissimi casi sono quelli di cantinelle a sezione trapezia, che invece troviamo più frequentemente in terraferma, in altre città. Le troviamo ad esempio qui nell'ex convento della Carità, anche qui con lo stesso tipo di decorazione. Le troviamo qui il caso dell'Accadoro è un caso in cui i documenti ci permettono di addirittura identificare i detentori che hanno lavorato in questo cantiere. Vengono citati 3 detentori di cantinelle, Gerardo, Niccolò, Pignol, e analizzando tutte le decorazioni presenti si possono identificare 2 tipi di forme ondulate girali e con i fiori a campanella, quindi il tipo A e il tipo B, che diffuse in tutti i solai del fabbricato. Nel corso del 500 molti solai vengono anche ridecorati, anche lungo le cantinelle, quindi c'è un aggiornamento decorativo che porta a introdurre queste forme così più stilizzate, vegetali più stilizzate, fino alla ripresa nel corso dell'Ottocento, del Novecento e anche più recentemente di ancora stilizzazioni e astrazioni delle forme decorative del passato, in presenza di cantinelle di cui appunto vengono ribadite la loro importanza estetica. Vi porto alcuni casi di pochi mai rimasti, di casi di solai interamente decorati, sia del primo periodo che del secondo, dove lo schema decorativo che appare è quello di un tavolato decorato con stelle a 8 punte, probabilmente su fondi azzurri, stelle chiare, forse dorate, e con tutti i lati delle travi decorati con punte, alternanze di punte diciamo a freccia, di cui vedete qui le ombre molto patinate, scurite. Quindi le cantinelle sono di vario tipo, è più evidente in questo caso dove una pulitura e una integrazione delle decorazioni mette più in evidenza questa estesa policromia sia delle travi che del tavolato, e dove in realtà vengono riprese anche cantinelle non più presenti, solo con la pittura. Travi medievali di questo tipo in realtà ce ne sono rimaste, almeno nella mia conoscenza ne ho pochi casi, sono state anche reimpiegate, come vedete in questo caso, e sono indicative comunque di decorazioni precedenti alla metà del 300. Nel corso del 400 si introducono altre forme decorative estese a tutta la superficie delle travi e del tavolato,
spesso basate sul contrasto tra un disegno chiaro su un fondo scuro, con forme vegetali e con inserimenti di altri colori, in alcuni casi anche di forme animali, rossi o gialli, però vedete come c'è una continuità di decorazione sull'intera superficie. I casi che conosco non sono tantissimi e probabilmente c'è una prevalenza della forma della decorazione limitata alle cantinelle del solaio medievale e non delle travi, ma esiste parallelamente una corrente che invece va a occupare tutta la superficie con forme decorative. Tra la fine del 400 e l'inizio del 500 alcuni solai vengono anche ribadite le decorazioni con rivestimenti in carta decorati, quindi preparati fuori opera con una decorazione che vengono incollati su tutta la superficie. Questi sono tre casi che conosco a Venezia, questo è il terzo caso, dove viene decorata anche questo controsoffitto interamente rivestito in carta. E altri esempi di travi decorate, forse tra fine 300 e inizio 400, li abbiamo con questa distinzione fra la base, la superficie inferiore rispetto a quelle laterali. Nei secoli successivi, quando solai rimanevano a vista, vengono aggiunte altri tipi di decorazioni, però su schemi strutturali precedenti, quindi la presenza delle cantinelle ci indica un solaio di fase gotica, ma questi schemi decorativi sono sicuramente posteriori. Nel solaio alla Sansovina abbiamo appunto una disposizione delle travi tutte a pettine, quindi in particolare i saloni appaiono in modo così omogeneo nella loro intradosso nella parte superiore a vista, e con anche qui una decorazione estesa che in questo caso diventa non più con i colori semplici della fase medievale, ma si arricchisce della prevalenza della tonalità oro su fondo bianco, su fondo nero, su fondo verde, quindi questa ricchezza, che vedete un caso anche del Settecento, sempre con questa disposizione delle travi molto vicine, che si semplifica nel corso dell'Ottocento, quando le decorazioni invece diventano molto più ridotte e più lineari alla fine dell'Ottocento. Venendo agli appoggi, possiamo sottolineare il fatto che il vincolo che si instaura fra il solaio e le murature denuncia il tipo di concezione strutturale, perché lo possiamo capire anche da questa schematizzazione. Quando una trave è solamente appoggiata e inserita nella muratura, come nel primo tipo, indica lo sfruttamento delle forze di attrito nell'inserimento della testa delle travi nella muratura. Quando invece io utilizzo altri elementi, come questo elemento sottotrave di anappoggio, che viene collegato con ogni singola trave con chiodature, indico che voglio distribuire meglio il peso delle travi e voglio collegare meglio la struttura di solaio alla muratura. Il tipo 1 è caratteristico delle solaie alla Sansovina, il tipo 2, 3 e 4 sono caratteristici dei solai di fase medievale. Quindi la presenza delle mensole, anche queste chiodate, la presenza di ulteriori mensole che sottostanno a elementi di tipo rema, sempre chiodate singolarmente. Non solo, ma possiamo identificare altri elementi della fase medievale, e sono la presenza di dentature che bloccano la trave in corrispondenza di delle reme, di questi dormienti che sono inseriti nelle murature. Dentature che troviamo anche nel caso in cui sia inserita la mensola sotto rema, con dentature che invece risaltano all'esterno e che quindi bloccano la rema o il dormiente sporgente della muratura, lo bloccano, lo legano alla muratura stessa. Quindi abbiamo una contrapposizione tra
elementi di bloccaggio della trave, elementi di bloccaggio della mensola, e che creano quindi un impedimento agli effetti di punzonatura, cioè di compressione della trave nella muratura, e quindi anche a cui si aggiunge poi la presenza delle chiodature laterali, che vediamo qui come residui. Qui manca, è caduta, non c'è più la rema, ma qui bisogna immaginare una presenza di una rema inserita al di sotto su cui si chiodava l'elemento laterale, di un chiodo laterale. Altro elemento che caratterizza lo spazio di appoggio delle travi in fase medievale è la pettenella, la tavoletta che qui vediamo nel disegno schematizzata, ed è inserita in queste scanalature. Quindi è inserita dall'alto nel momento in cui l'appoggio è su questa cornice di lignea sporgente. La pettenella è inserita in scanalature ed ha spessori che arrivano anche qui fino ai 3 cm e in qualche modo ha una funzione stabilizzante delle stesse travi, non solo decorativa o di chiusura dello spazio che si crea appunto per la presenza delle cornici, ma addirittura in un caso possiamo vedere come il legame che si instaura fra il solaio, cioè fra ogni singola trave e la muratura, avviene attraverso non solo le reme, ma queste stesse travi si agganciano con questa doppia dentatura alla rema, e oltre al fatto che c'è la mensola al di sotto col dente sporgente, e per cui si crea un perfetto incastro fra tutte le travi di solaio e la muratura stessa. Ma altra caratteristica di questa breccia nella muratura è la presenza del cosiddetto radicciamento, cioè di quegli elementi che vanno a legare, inseriti all'interno della mura, elementi lignei inseriti all'interno. In questo caso era evidente la sua presenza solamente al di sopra della polifora. Ovviamente qui è stata creata questa breccia per necessità di spanciamento della muratura di cedimento, e la causa era proprio il fatto che il paramento esterno si era separato nettamente dalla parte interna. Vedete qui il residuo di questo elemento di questo radicciamento che era inserito e proseguiva nell'altro vano, che vedete contrapposto. È una tradizione questa che fa pensare appunto alle origini della Venezia lignea, ma anche al fatto che Venezia aveva rapporti con la tradizione bizantina, quindi medio orientale, e dove sappiamo, dagli molti studi che sono stati fatti negli ultimi anni, della tradizione addirittura a livello del V secolo a.C., in età micenea, dei palazzi che avevano strutture in legno inserite nella muratura, e in tutte le chiese anche bizantine della fase medievale in Grecia sono stati trovati questi radicciamenti. A Venezia un altro caso che ho trovato è quello della Santa Fosca, dove 2 elementi lignei erano inseriti all'interno della muratura in fase di cantiere, scoperte in questa zona a lato delle absidi. Quindi questo rapporto, questa trasposizione della Venezia lignea, o questo rapporto con la tradizione bizantina. Altro elemento che è indicativo della funzione di legame che esercita la rema nelle murature è il fatto che lungo, ad esempio, Palazzo Fortuny, le reme presenti nel portico hanno 3 elementi di giunzione, e lungo questi 3 elementi di giunzione che hanno perso la loro funzione perché si sono slegati, normalmente erano legati con chiodature, vedete che sono separati, si sono create corrispondentemente delle lesioni verticali. Quindi in qualche modo le reme svolgevano questa funzione di legare l'intera muratura. Altri esempi di come il dente inferiore si appoggia sulle cornici inserite al di sotto delle travi, mentre le pettenelle, anzi lo spazio fra le travi veniva nella prima fase riempito con decorazioni a parete su muro, in pittura murale, e nella seconda fase invece vengono inseriti questi elementi lignei, queste tavolette lignee, che venivano anche
intagliate, e in questo caso con la data riportata 1474. Anche qui una evoluzione delle cornici dalle forme più semplici a toro fino a quelle più complesse con fogliami e a volte da nastro, indicativa appunto di questo passaggio dalle forme semplici alle forme più vegetali, mentre invece nel solaio alla Sansovina le cornici sono costruite con elementi lignei che però creano una cornice vuota, e in realtà l'intenzione è quella di imitare una forma di trabeazione completa o contratta, e che quindi sono molto più alte di quelle gotiche, ma che in realtà non svolgono nessuna funzione strutturale. Nella fase dei solai della Sansovina, o comunque nella fase moderna, le decorazioni vengono aggiornate anche nello spazio delle metope, e quindi troviamo queste forme che richiamano cartouche o forme più classiche, e le pettenelle della fase del solaio alla Sansovina sono di spessori ridotte, non sono più inserite nelle scanalature, quindi spesso cadono, non svolgono quella funzione che avevano le pettenelle della fase medievale, sono semplicemente decorative per chiudere questo spazio tra le travi, e si semplificano nel corso del tempo nelle forme decorative. Sono elementi che sono distribuiti un po' in tutto il territorio, con termini anche diversi, quindi non solo pettenelle ma anche formelle, tondini, sansovine, sbacchere, mantovane, eccetera. Un altro elemento che si evolve nel corso della fase medievale è il passaggio dal mensole con le dentature sfaccettate, che a partire dalla metà del 300 diventano invece di tipo a ricciolo, e quindi è anche questo un elemento datante, identificativo di queste due fasi, mentre diventano più anche qui forme vegetali nella fine del 400 inizio del 500. Altri elementi caratteristici sono dei barbacani, di questi modiglioni o modioni, sono nei sottotetti sporgenti, che nella prima fase fino a metà 300 appunto avevano le cornici di gronda sporgenti, anche qui con elementi indentati sulle reme disposte nelle murature, di cui rimangono tracce fossili in alcuni edifici, penso noti a tutti, in Campo Santa Margherita, e di cui troviamo anche tracce decorative in questi elementi esterni, quindi barbacani che erano perfettamente decorati, completamente decorati, quindi risalgono quindi a 7 secoli fa. E questi sono 2 casi, gli unici, anzi sono 3 casi rimasti ancora percepibili. E all'inizio del Novecento Giuseppe Torres, l'architetto che costruisce Casa Torres, li riproduce, probabilmente lì aveva una visione migliore rispetto ad oggi, ne riproduce alcuni casi. Anche nei barbacani esterni possiamo identificare le 2 fasi, il passo del solaio medievale rispetto a un solaio alla Sansovina, quindi con le travi molto più ravvicinate. Venendo l'altro argomento, richiamando il fatto che appunto un solaio a doppia orditura comporta la presenza di travi di maggiori dimensioni, che in molti ambiti territoriali sono stati risolti con travi composte da più elementi per ottenere queste luci e questi spessori di maggiori dimensioni. A Venezia in realtà gli elementi che creano un solaio biordito sono in fase medievale la presenza delle scarselle o elementi di rinforzo intermedi come rompitratta, per cui possiamo distinguere di questa tecnologia che si diffonde fra il 300 e il 400, in realtà poi prosegue con altre funzioni inserite nelle murature, ma le caratteristiche principali fra la fase medievale e quella moderna è che quella medievale presenta delle indentature distribuite lungo, vedete questa connessione fra le parti superiori e la parte che lavora inferiormente come catena, quindi vengono separate le due
tipi di sollecitazione, fra la parte superiore a compressione e la parte inferiore a trazione. E è la schematizzazione di una scapriata schiacciata alla fine, quindi con i puntoni laterali e la chiave intermedia. Nella fase moderna si semplificano, non ci sono più le chiodature verticali, ma vengono usate nel limite delle staffature e vengono inseriti degli elementi di lamine a piombo nelle dentature di connessione. Quello che troviamo a Venezia sono travi usate, queste travi composte usate come un solaio monordito, oppure travi principali che abbiamo visto nella fase medievale, o soprattutto travi sottostanti la muratura che troviamo in tutti i casi dal 400 anche al 900. Ecco qui un caso di solaio ordito interamente con travi composte, di cui vediamo qui una schematizzazione. E vedete qui le dentature che le caratterizzano, quindi l'unione dei due elementi a trazione e compressione, le staffature e le chiodature verticali ancora di un caso di trave medievale. Qui a Ca' Foscari il piano terra, il portico ha una trave composta, oppure ancora l'ex contenimento della Carità, anche qui una lunga trave composta di 11 metri. E altre travi sparse per la città le troviamo ad esempio in un portico di fase medievale gotica, mentre nella fase moderna troviamo gli inserimenti di elementi in piombo che vanno a assorbire le sollecitazioni e lo schiacciamento che può avvenire nelle teste delle fibre nei profili di giunzione fra gli elementi. Quindi l'utilizzo come travi anche sottotetto, e nel corso del Settecento viene introdotta anche la tecnologia mista tra una trave composta con l'inserimento della parte superiore in mattoni, quindi sollecitati a compressione. Parte di questi argomenti faranno parte anche con quelle comunicazioni che adesso segue con Claudio Menichelli nel libro che uscirà nel prossimo anno, Il legno a Venezia. E con questo direi che devo fermarmi per lasciare la parola a Claudio Menichelli. Grazie. Come viene? Grazie Luca Scapin. Passiamo allora alla seconda fase della serata con l'architetto Claudio Menichelli. Vediamo se... Sì, sono qui. Ecco, ci sente architetto? Perfetto. Ditemi quando posso iniziare. L'hai già presentato. Se ci sono intanto delle domande su questa prima parte... Ma direi di farle tutte dopo. Le facciamo dopo? Sì. Claudio, sono nei tempi giusti, no? Perfetto. Allora, visto che gli argomenti ancora di cui parlare sono parecchi, se siete d'accordo inizierei subito. Sì, architetto, si presenti lei da solo allora, così facciamo prima. Ecco qua. Non ha bisogno di presentazione. Magari per chi non lo conosce, magari per la platea più giovane, forse sì, è utile ricordare. È stato in servizio presso la Soprintendenza di Venezia e Laguna dal 1980 al 2011, prima come disegnatore capo tecnico, poi dal 1993 come architetto direttore, quindi dal 2006 come architetto direttore coordinatore fino a dicembre del 2011, data in cui ha poi cessato il servizio perché è andato giustamente e meritatamente in pensione. Nel corso dell'attività presso la Soprintendenza ha progettato e diretto numerosi restauri di edifici in area veneziana e ha svolto l'attività di responsabile unico del procedimento e ha esaminato e effettuato la supervisione dei principali progetti di restauro di edifici di interesse storico nel territorio di competenza. È stato professore a contratto presso l'Istituto IUAV dal 1997 al 2009 per il settore scientifico disciplinare ICAR 19 Restauro. Nell'ambito dell'attività professionale di architetto, svolte a partire dal 2012 dopo il collocamento in quiescenza,
si è occupato principalmente di progettazione, consulenza e collaudi. Nel corso della propria attività ha tenuto numerose conferenze, tra cui questa, e presentato relazioni in convegni nazionali e internazionali e in seminari di studi. Ha partecipato a tavole rotonde, è stato membro di comitati scientifici, di commissioni di aggiudicazione di concorsi e gare e ha partecipato alla realizzazione di mostre. Ecco, quindi mi pareva doveroso anche per l'architetto Minichelli dare un inquadramento. Prego, architetto. Grazie, grazie. Innanzitutto voglio salutare tutti e tutti i presenti che purtroppo non posso vedere, quindi non vi ho nell'inquadratura e voglio anche scusarmi per non essere potuto venire, ma purtroppo degli impedimenti dovuti a qualche problema di salute, in realtà nulla di grave e tutto risolto, però non mi hanno consentito di essere presente. Ho pensato di farlo fino all'ultimo momento, fino ai giorni scorsi, ma poi ho dovuto rinunciare. E questo mi dispiace molto, perché molto probabilmente in platea è tutta un'altra cosa presentare con le persone e poter dialogare e vedersi in faccia, anche perché probabilmente tra il pubblico ci sono anche molte persone che conosco, che mi avrebbe fatto piacere poter rivedere. Entro subito in argomento, perché la materia è ancora ampia, perché devo completare la parte che riguarda le strutture lignee parlando di coperture, quindi Luca Scappina ha parlato fondamentalmente di solai, io parlerò di strutture di copertura, e poi ci sarà un'ultima parte che riguarderà casi di intervento che riguardano sia coperture che solai. Quindi comincio subito. Datemi un attimo di tempo per vedere se la condivisione funziona. E scusate, ma ho bisogno dell'autorizzazione alla condivisione. Vediamo se funziona. Ora dovreste vedere il mio desktop e parto con il primo argomento, che sono le strutture di copertura. Parto direttamente da quello che è, aspettate che metto in modalità schermo intero perché così si vede meglio. Mi date conferma che si vede? Sì, si vede. Perfetto. Parto subito con quello, ecco, questa è un'immagine di una delle strutture di copertura più importanti nella storia dell'architettura di Venezia, che sono le strutture trecentesche quasi integralmente conservate in assetto originario delle tese dell'isolotto nell'arsenale di Venezia, di cui parleremo più volte anche in occasione degli ultimi ragionamenti sugli interventi. Parto subito da quello che è l'elemento principale per quanto riguarda le coperture, la capriata. Da una definizione, il termine deriva da capra o capria. Uno dei significati del termine capra o capria è sostanzialmente di cavalletto, quindi di un sostegno ligneo articolato di forma triangolare o di forme derivate dal triangolo, in modo che siano delle strutture chiuse. E la capriata è una struttura portante per coperture di forma triangolare in legno, ferro o cemento armato nelle ultime evoluzioni, il cui tipo più semplice consta di due travi, puntoni, inclinati secondo le falde del tetto, collegati orizzontalmente da un'altra trave, catena, che nelle strutture in legno può essere a sua volta collegata con il vertice dei puntoni mediante un elemento verticale monaco, e la capriata è detta anche incavallatura. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la capriata può essere un elemento estremamente semplice, l'elemento elementare che è costituito da due puntoni e una catena, oppure può assumere delle forme molto molto più complesse, anche di tipo tridimensionale, come vediamo nella parte in basso, nel disegno in basso, nel Castello del Valentino di Torino. Ma quest'ultima è una capriata? Beh, chi si occupa di studio del legno non definisce questo tipo di struttura una capriata. E allora qui veniamo alla distinzione tra capriate e incavallature, di cui vi parlerò appena più avanti. E veniamo invece a un'altra definizione di capriata che è data in modo più ampio dall'enciclopedia Treccani. Struttura portante per coperture a falde inclinate, detta anche incavallatura. Anche in questo caso la capriata viene data come sinonimo di incavallatura, ma il dibattito su queste due definizioni è molto aperto nell'ambito
dei tecnici che si occupano del legno. Il tipo più semplice di capriata consta di un elemento lineare orizzontale catena, destinato a eliminare la spinta laterale sui muri di appoggio, e di due elementi lineari inclinati secondo le fante del tetto, puntoni. Nelle catene in legno, per migliorare l'incastro dei puntoni al vertice e per sorreggere la catena al centro mediante staffa in ferro, si aggiunge un elemento verticale centrale, monaco. Per luci maggiori si rinforzano i puntoni con due saette inclinate, contraffissi o saettoni, oppure si dispone una controcatena a metà altezza con 2 o 3 monaci completati o meno con saette, capriata di tipo palladiano. Per luci ancora maggiori si aumenta ulteriormente il numero di elementi articolando maggiormente lo schema della struttura. E qui abbiamo, diciamo, capito tutto e andiamo un pochino a semplificare. Innanzitutto diciamo che facendo una distinzione più attenta di ciò che è capriata e ciò che è incavallatura, possiamo dire, e comunque non in maniera univoca perché ci sono molte visioni differenti, anche e soprattutto in ambiti regionali differenti. Per incavallatura si intende qualsiasi struttura portante del sistema copertura, del sistema tetto, mentre le capriate, quindi una serie di cavalletti che compongono il sistema strutturale del tetto, mentre per capriata si intende un particolare tipo di incavallatura che risponde a determinati requisiti, quindi elemento semplice triangolare con una serie di complicazioni che rimangono sempre all'interno dell'elemento singolare, costituite dai monaci, dalle controcatene eventuali e dalle saette. Quindi capriata e incavallatura non sono sinonimi, ma la capriata è un tipo di incavallatura, mentre una incavallatura più in generale non è una capriata. A Venezia parliamo sempre di capriate, anche se alcuni tecnici e studiosi del legno dicono che la capriata veneziana non è propriamente una capriata, perché è una struttura reticolare e quindi è un tipo di incavallatura più complessa. Ora noi non ci soffermiamo su questa distinzione di carattere lessicale e linguistico, ma andiamo a vedere cos'è una capriata e soprattutto cos'è una capriata a Venezia. In queste immagini voi potete vedere i tipi più diffusi e più semplici di capriate che troviamo un po' dappertutto sul territorio nazionale e non solo, e che troviamo sicuramente diffusamente a Venezia. La capriata semplice con monaco, la prima complicazione con le saette, la capriata composta, poi chiamata palladiana per il largo uso che ne ha fatto Palladio, ma in realtà esiste da molto prima di Palladio, è sicuramente documentata nel 300, ma esiste anche ovviamente in epoca romana, quindi ovviamente è l'adozione di un tipo da parte di Palladio che la fa denominare palladiana, che è caratterizzata dalla controcatena, da 2 monaci, 2 o 3 monaci. Poi abbiamo la capriata palladiana, capriata composta con saette di tipo palladiano, che ha in più l'aggiunta delle complicazioni delle saette che aggiungono elementi di rinforzo e di controventatura. Quali sono i termini, gli elementi che costituiscono la capriata? Partiamo dal tipo più complesso che li racchiude tutti, mentre quelli più semplici basta eliminare quelli che non ci sono. Abbiamo la catena, elemento che lavora a trazione, i puntoni, elementi che lavorano a compressione, i monaci che realizzano i collegamenti tra le diverse aste lignee e hanno anche la funzione di evitare gli sbandamenti sul piano orizzontale della catena, la controcatena e le saette che sono degli elementi di rinforzo che sono calettati sui puntoni. Ma veniamo a uno di quelli che è gli elementi chiavi che distinguono in qualche modo la capriata veneziana dalle altre capriate e che fanno dire ad alcuni, soprattutto in ambito centro-italiano della Toscana, che la capriata veneziana non è una vera e propria capriata. Qual è la caratteristica? La caratteristica è il nodo, intendendo per nodo il nodo puntone catena.
Il nodo puntone catena nella capriata può essere chiuso, quindi la catena può essere, il monaco può essere a stretto contatto, chiuso sulla catena attraverso la staffatura o altri sistemi di collegamento, oppure può essere a nodo aperto. Secondo alcuni, appunto, la capriata è soltanto con nodo aperto. In realtà questa è una semplificazione moderna che discende soprattutto dagli studi e dai trattatisti ottocenteschi. In realtà troviamo sin dall'antichità, sin dal periodo romano, diffusamente presenti capriate sia a nodo chiuso che a nodo aperto. Comunque a Venezia la capriata è di norma a nodo chiuso. Compaiono capriate a nodo aperto soltanto nell'Ottocento e compaiono diffusamente in altre architetture pre-ottocentesche, ma sono gli esiti del taglio del monaco, interventi di consolidamento che servono quando la catena, che servivano quando la catena era caricata dal monaco per gli effetti del degrado, a liberare la catena dal monaco. Questo fatto viene anche, questa chiusura del nodo viene anche sottolineata dal termine con cui a Venezia viene definito il monaco, che viene chiamato correttamente e comunemente colonnello. Riporto la definizione di capriata riportata dallo Scamozzi, che dice si chiama catena, gli elementi della capriata, si chiama catena quella trave che va a livello da muro a muro, nel mezzo del quale si pianta un pezzo di legno che si dice colonnello perché sta in piedi come una colonna. Poscia agli estremi della catena e dalla sommità del colonnello si indentano e si conficcano due altri pezzi di legno che fanno il piovere, cioè il piano di falda a spiovere, le quali si dicono braccia. Ho segnato in rosso pianta e l'ho anche sottolineato caricandolo parlando come termine, pianta, indentano e conficcano, per dire proprio che si voleva rafforzare questa visione veneziana di una struttura fortemente connessa. Infatti molto spesso il colonnello non è semplicemente poggiato sulla catena e chiuso con la staffa, ma è anche conficcato, come dice, piantato nel mezzo del legno attraverso un collegamento a tenone e mortasa. Stessa cosa si può dire per quello che riguarda i puntoni con la catena e con la sommità del colonnello, che possono essere collegati a tenone e mortasa, quindi con degli incastri interni, e quindi usa correttamente il termine e volutamente il termine indentato e si conficcano. Vediamo quali sono le caratteristiche di queste capriate a nodo chiuso e a nodo aperto e vediamo quali sono eventuali difetti che possono avere. Come qui ho messo dei sì accanto e un no, e quindi vediamo una capriata semplice con saette a nodo chiuso che funziona correttamente, funziona come una struttura reticolare, e la capriata a nodo aperto dove i puntoni e la catena lavorano solamente a compressione i primi e a trazione la seconda, e funziona correttamente. Funziona correttamente anche la capriata di tipo palladiano quando i puntoni sono in due pezzi, cioè interrotti dal monaco, se è a nodo chiuso, mentre non funziona correttamente perché ha dei gradi di labilità se la capriata palladiana con i puntoni in due pezzi indentati sul monaco hanno il monaco non a contatto, quindi hanno il nodo aperto. Questa è una situazione che abbiamo frequentemente a Venezia per gli effetti appunto di interventi di resezione del monaco. In tutte le strutture pre-ottocentesche che vediamo a Venezia, quando il monaco, il colonnello, non poggia più sulla catena ed è staccato, è, come vi ho detto prima, un intervento tra virgolette di restauro, però in realtà crea un elemento di instabilità della struttura. Per carità, funzionano ugualmente, però la struttura non funziona correttamente.
Diversa è la questione quando la capriata di tipo palladiano ha il puntone continuo, quindi non interrotto dal monaco, e quindi si completa la sua configurazione con il sottopuntone che si collega attraverso il monaco alla controcatena. In questo caso la capriata funziona sia a nodo chiuso che a nodo aperto, proprio perché il triangolo costituito dai puntoni e dalla catena è completo. Il nodo aperto lo vediamo qui a sinistra, al centro vediamo un nodo chiuso con la staffa che stringe a contatto la catena con il colonnello. Vedete in questo disegno schematizzata la disposizione non lineare della chiodatura della staffa. Questa è una caratteristica veneziana molto frequente di buona costruzione, specie nelle costruzioni più antiche, che hanno una staffa molto larga e la chiodatura correttamente non segue la fibratura del legno, proprio per evitare che il monaco si spacchi. Un'altra soluzione del nodo chiuso è costituita dal collegamento a tenone e mortasa, dove la parte terminale del monaco assottigliata entra in una sede della catena, la mortasa. Su un lato, un lato è rettilineo, l'altro è inclinato. La sede nella catena, la mortasa, ha la stessa configurazione, ma è un po' più grande e viene chiusa da un cuneo che la va a bloccare. Questo rende il nodo particolarmente saldo, evita qualsiasi movimento di scorrimento laterale del monaco sulla catena, ma addirittura blocca la catena anche nella direzione della trazione, quindi anche diciamo nella direzione di una ipotetica eventuale estrazione del colonnello dalla catena. In questo caso quasi sempre abbiamo la chiodatura che prosegue anche sulla catena e anche spesso al di sotto della catena, quindi tutto intorno, una chiodatura particolarmente forte. Il comportamento strutturale di una capriata a nodo aperto e di una capriata a nodo chiuso è diverso. La capriata a nodo aperto si comporta come un arco, è assimilabile a un arco a 3 cerniere, con puntoni che lavorano a sola compressione e catena che lavora a sola trazione, mentre una capriata a nodo chiuso è assimilabile il comportamento a una trave reticolare, dove alcuni elementi sono a trazione e altri a compressione, e sia i puntoni che la catena sono soggetti per i carichi del tetto anche a sforzi di flessione. E in questo è molto importante il modo con cui sono realizzate le strutture dei nodi. Vediamo quali sono i principi che conducono al degrado delle strutture di copertura. Sono molti in realtà, ma il principale quello principale è costituito dalle infiltrazioni di acqua. E il più grave è sicuramente quello di infiltrazione di acqua che avviene in corrispondenza dei canali di gronda, lì dove sono appoggiate le teste delle catene. Questa è un'immagine di una capriata delle Galeazze, una capriata da 25 metri di lunghezza, quindi molto grande, con una vistosissima imbarcatura, un vistosissima inarcamento a flessione per carichi della catena. Quali sono le dinamiche in gioco? La perdita di efficienza del nodo, fino adesso abbiamo parlato del nodo puntone catena. Un'altra cosa estremamente importante è il nodo puntone, scusate, monaco o catena. Un altro nodo estremamente importante è il nodo puntone catena, proprio ai fini della efficienza della capriata, della sua capacità di durare e di resistere alle situazioni di degrado. La situazione di degrado più frequente è costituita dalla degenerazione del legno per effetto delle infiltrazioni d'acqua, quindi con attacchi con marcescenza, attacchi fungini ed altro, che fanno perdere di efficienza il nodo puntone catena. Questo significa che il nodo non è più un nodo assolutamente stabile, ma è un nodo che consente al puntone, anche se parzialmente, di scorrere sulla catena. Questo comporta una spinta verso l'esterno, uno scorrimento
verso l'esterno dei puntoni, un abbassamento del nodo sommitale che porta a caricare in maniera anomala la catena e alla sua flessione, molto spesso fino alla rottura. E in tutto questo gioca un ruolo determinante la configurazione e la conformazione del nodo puntone catena e anche il suo rapporto con gli appoggi, con la muratura. E vediamo alcune situazioni. La situazione ideale è costituita quando la linea mediana, la fibra media del puntone e della catena convergono in un punto che è in asse con la muratura. Non ci sono sforzi sulla muratura di pressoflessione di nessun tipo, il carico è perfettamente bilanciato, ma questo tipo di configurazione è quello più soggetto ad avere forme di degrado derivanti dalle infiltrazioni d'acqua. Sempre dal punto di vista strutturale sono sempre tollerabili tutte le posizioni di quel punto dove si congiungono la mediana del puntone con la mediana della catena, fin tanto che rimane all'interno dell'appoggio, quindi della sezione muraria. Quando questa si sposta verso l'esterno abbiamo delle situazioni di criticità, anche se queste sono le situazioni che avvantaggiano l'efficienza del nodo dal punto di vista delle infiltrazioni, ma non avvantaggiano la conservazione della testa. Quindi sono situazioni che non funzionano correttamente, anche se sono abbastanza frequenti, quindi dobbiamo fare i conti non solo con la teoria, ma anche con quello che troviamo nella pratica. L'efficienza del nodo puntone catena è dato dalla calettatura, cioè la configurazione del puntone per far sì che il nodo sia efficiente si chiama calettatura, che nel tipo più semplice, no, il tipo più semplice non l'ho messo, ne parlerò più avanti, è senza calettatura, quindi c'è soltanto una chiodatura. La calettatura più semplice è quella undente, che può avere queste due configurazioni in linea di massima, oppure a due denti, anche queste con questi due tipi di configurazione, molto semplificate e molto schematizzate. Questo tipo che è più efficiente di quella ondente, questo tipo di calettatura può essere, questo tipo di nodo può essere ancora più efficiente se aggiunge un terzo dente. Questo avviene in genere nelle architetture, nelle capriate veneziane, con l'aggiunta di un elemento ligneo chiuso da un cuneo che fa sì che il puntone aggiunga un terzo dente al collegamento, sempre con queste due configurazioni. Questo tipo di intervento però è prevalentemente un intervento di restauro, quando il nodo puntone catena comincia a perdere efficienza, si interveniva quando era possibile tempestivamente aggiungendo un dente, spostando il collegamento verso l'interno, verso la parte meno soggetta a infiltrazioni e quindi aumentando l'efficienza del nodo. Un ulteriore miglioramento è l'aggiunta di un quarto dente che non sulla catena ma sul puntone, lo vedete meglio in questa immagine perché l'ho evidenziato. Anche questo è un intervento frequente e rende ancora più efficiente il nodo puntone catena. Ma le criticità che dipendono anche dalle infiltrazioni, ma anche dalle sollecitazioni, specie quando quella congiungente si sposta un po' verso l'esterno rispetto alla linea mediana, un sistema di ricentratura, ma soprattutto di irrobustimento della testa della capriata con un raddoppio sostanziale della sua sezione, soprattutto per gli sforzi a taglio, ma comunque per l'efficienza del nodo, è costituito dalla cosiddetta mensola in legno. Dico cosiddetta perché in realtà non è corretto, perché non funziona come una mensola, ma funziona come un raddoppiamento della sezione nella parte terminale, un ispessimento della parte terminale della capriata. Può essere presente, molto spesso c'è, specie nei grandi edifici, la presenza di una mensola in pietra. Questa correttamente è una mensola perché è incastrata nella muratura e quindi svolge la funzione praticamente di spostare l'appoggio verso l'interno e anche di ridurre
di piccola misura, la luce libera di sollecitazione e quindi anche di inflessione se la capriata è a nodo chiuso della catena. Oppure combinando entrambi gli elementi nei casi più raffinati di copertura dove c'è sia la mensola lignea, cioè il rinforzo ligneo, che la mensola lapidea. E ora vediamo rapidamente a quelli che sono i collegamenti. Un attimo, c'è purtroppo una parte che mi copre il titolo che voi vedete, io no, ma non ha importanza. Allora, i collegamenti che si distinguono in giunzioni e nodi. Le giunzioni sono i collegamenti che avvengono lungo l'asse di un'asta lignea e quindi servono ad allungare, quindi a raddoppiare, quindi due elementi lignei vengono giuntati assialmente per formare un'asta linea più lunga, oppure per aumentarne la sezione. Quindi queste lungo il piano sono giunzioni, mentre i nodi sono delle convergenze di più aste lignee in un unico luogo, in un unico punto, e possono essere di due o più aste lignee. Tipici nodi sono puntone catena, monaco puntoni, monaco catena, saette puntoni e saette monaco. Le giunzioni assiali, quindi le giunzioni, possono lavorare a compressione, come i tipi a mezzolegno e a sella, o a trazione, come i tipi a dardo di Giove, che vedremo subito avanti. Questa è una semplificazione dei tipi principali di giunzioni, questi sono tratti dall'Adam e dalla ricostruzione di Gennaro Tampone di tipi romani che sono esattamente uguali a quelli che troviamo anche fino ai tempi moderni come giunzioni principali. Una giunzione di particolare importanza e interesse è la giunzione a dardo di Giove per fare delle aste lignee più lunghe e in genere si usa per le catene. Raramente a Venezia, specie nei grandi edifici, le catene sono monossili, sono quasi sempre in due pezzi, a volte in tre. Il dardo di Giove consente di realizzare una giunzione con questa configurazione che consente di lavorare bene a trazione. Questo tipo di indentatura consente anche di avere una modesta resistenza anche agli sforzi di flessione, e il dardo di Giove in questa configurazione è chiuso con un cuneo, con una bietta centrale. Diciamo subito che questa è una configurazione del dardo di Giove di tipo canonico, diciamo definita e poi compiuta anche come modo di costruzione compiutamente nell'Ottocento, ma questo tipo di dardo di Giove a Venezia non lo troviamo mai, mentre lo troviamo di frequente in altre situazioni. Il dardo di Giove veneziano, torno un attimo indietro, somiglia molto di più al dardo di Giove delle architetture romane ed è allungato, ha le indentature sempre verticali ma inclinate, ed è a un dente o anche a due denti e si sviluppa molto in lunghezza. Nell'altra direzione il taglio può essere verticale e lo troviamo prevalentemente nelle giunzioni a dardo di Giove trecentesche e quattrocentesche. A partire dal Cinquecento troviamo questa terminazione sull'altro lato a freccia, a punta di freccia, che è più efficiente per gli sforzi a flessione, anche se è critica perché è generatrice molto di frequente di lesioni lungo la fibra, proprio dovute agli sforzi di trazione. Qui vediamo alcune immagini del dardo di Giove, a destra si vede poco, è piccolina, vediamo una di queste a freccia molto bella, molto elegante, che è quella delle corderie, ma la troviamo quasi sempre nelle capriate cinquecentesche e seicentesche. L'Arsenale è un luogo dove troviamo tutti questi tipi di copertura. Abbiamo, credo, il più grande campionario al mondo di strutture di copertura dal 300 a oggi,
e tutti questi tipi di capriate di cui abbiamo parlato li troviamo all'interno dell'arsenale. L'arsenale è fatto di tetti e quindi di copertura e quindi costituisce questo grandissimo campionario di strutture di questo tipo. E l'isolotto, ne ho parlato prima, è la costruzione più antica dell'arsenale, cioè quando nel 300 si comincia a costruire al coperto e non più all'aperto e vengono creati i primi squari. Queste capriate sono arrivate fino a noi sostanzialmente intatte dal 300 a oggi, come hanno anche poi testimoniato con chiarezza testimoniato con chiarezza la vasta campionatura dendrologica e gli studi dendrocronologici che hanno consentito di datare queste strutture agli anni 40 del 300, quindi alla prima fase di espansione dell'arsenale nuovo. Sono strutture molto ampie, strutture già che misuravano 18 metri, quindi le strutture dell'arsenale sono strutture sempre di grande ampiezza, e c'è un motivo per cui sono arrivate sostanzialmente intatte fino a noi. La schiera dell'isolotto era questa schiera di 18 squari che vediamo qui nella veduta prospettica del De Barbari, di cui se ne conserva una sola, questa qua, che è quella che vediamo adesso. Nel tempo sono state demolite tutte le altre, a partire dal 500 per creare il collegamento tra le due darsene. Le ultime sono state demolite durante il fascismo per creare il piazzale per le parate, che ora si chiama Piazzale della Campanella, ma in realtà la grossa demolizione della parte principale è avvenuta nell'800, questa in verde, per creare una grande darsena che vediamo qui. E questa è la tesa che è rimasta adesso e che qui vediamo in questa veduta aerea. Delle tese dell'isolotto rimane questo edificio e un muro di spina con le arcate gotiche della penultima tesa verso ovest dell'isolotto. Perché si sono conservate? E c'è un motivo perché si sono conservate, perché sin dall'inizio, lo vediamo, non sappiamo ovviamente nel 300 e nel 400 che uso avessero, ma sicuramente alla fine del 400, come testimonia il De Barbari, e nel 700, come testimonia il Maffioletti, queste tese non svolgevano funzione di cantiere, quindi erano ben strutturate dal punto di vista della costruzione, ma avevano un uso leggero, erano dei magazzini. Le prime 3 tese verso est, sia nel De Barbari che nel Maffioletti, erano utilizzate come depositi, quindi non svolgevano il lavoro pesante del cantiere. E la prima cosa che si nota guardando le tese dell'isolotto, e questo è un dato importante, perché poi dopo questo dato non è soltanto presente nell'isolotto è vistosamente presente perché si sono conservate bene e perché è vistosamente dal punto di vista appunto della leggibilità presente l'inarcamento verso l'alto delle catene, un inarcamento pronunciato, un inarcamento medio di circa 20 centimetri, compreso tra i 16 e i 22 centimetri, ecco in questa capriata è da 19, molto pronunciato. È una caratteristica di queste tese il nodo chiuso con innesto a tenone e mortasa, questo è stato il rilievo, e con innesto a tenone e mortasa anche dei puntoni con il monaco, del monaco con la catena e anche, non lo vediamo in questa immagine, delle saette sia sul monaco che sui puntoni. Questa è la forza del nodo o del puntone catena che ha una fitta chiodatura della staffa che prosegue anche al di sotto e ha anche 2 perni passanti, cosa abbastanza rara. Qui vedete le teste dei perni e dall'altra le punte dei perni staccate e chiuse con una coppiglia che qui si è persa. Nel 400 ci sono delle evoluzioni che riguardano i sistemi di copertura. Con le tese meridionali dell'arsenale nuovo
vengono introdotte delle innovazioni. Innanzitutto le tese vengono aperte anche sul fronte posteriore, verso la campagna, lì dove venivano alimentate da tutti i materiali necessari per l'attivazione del cantiere, quindi sono aperte sia sul fronte che sul retro, mentre tutte le altre erano poggiate sulla muratura perimetrale, sia nell'arsenale vecchio che nelle prime tese dell'arsenale nuovo. La seconda novità che viene introdotta nel 400 è la creazione degli squeri acquatici, cioè degli squeri che coprono uno spazio acqueo e non un piano inclinato, e che servivano per per il completamento degli scafi con l'opera morta, il banco da remi e quant'altro, dopo che lo scafo era stato completato negli scafi di terra, negli scali di terra. Negli squeri di terra venivano completati gli scafi, quando potevano galleggiare venivano spostati negli squeri acquatici e completati. Cosa hanno comportato queste due innovazioni? Beh, innanzitutto gli squeri acquatici dovevano essere molto più ampi, perché le opere dell'opera morta con i banchi da remi era molto larga, in una galea più che raddoppiava la larghezza dell'intera galea, e quindi avevano bisogno di spazi più ampi. Qui vediamo la vista verso la Darsena, qui vediamo l'interno di una delle due tese quattrocentesche dell'arsenale nuovo, e qui vediamo il fronte posteriore aperto verso la campagna. Questo comportò l'abbandono in arsenale delle strutture di capriata con saette a un solo monaco e l'avvio dell'impiego delle capriate palladiane con controcatena e delle capriate palladiane con controcatena e saette. Capriate con saette e un solo monaco le abbiamo in arsenale soltanto nell'isolotto, e quindi a partire dal 400 vengono totalmente abbandonate. Questo tipo di configurazione con saette sarà impiegata negli squeri più grandi, quindi negli squeri acquatici e nelle grandi costruzioni poi che ci saranno anche nel 500. Palladiana semplice senza saette sarà destinata alle costruzioni più piccole, quindi agli squeri da terra che si riducono rispetto a quelli dell'isolotto, con delle dimensioni che vanno dai 15-17 massimo 18 metri come l'isolotto, mentre quelli degli squeri acquatici sono molto più ampie, fino ad arrivare poi nel 500 a superare i 25 metri. Ma l'apertura sui due fronti degli squeri determina anche una maggiore instabilità, debolezza della scatola muraria dell'edificio, che prima, tipo A, era chiusa sul muro di cinta e quindi era bloccata sul muro di cinta, mentre a partire dal 400 con il doppio affaccio ci sono soltanto i muri di spina, quindi la scatola muraria è molto più fragile e deformabile. Questo comporta l'introduzione di un sistema di copertura modificato, con le chiusure a padiglione, ma soprattutto, che poi saranno diffuse in tutto l'arsenale, le coperture a mezzo padiglione, quindi con questa padiglionatura che scende sulla parte terminale e che comporta una chiusura e un irrigidimento della scatola muraria contro tutte le deformazioni. Questa mezza padiglionatura, insieme alla vela di chiusura lignea, svolgeva anche il ruolo di resistenza al vento, antiscoperchiamento, molto importante in arsenale, soprattutto per i nuovi squeri che erano orientati nord-sud, sia quelli dell'arsenale delle trecentesche dell'isolotto, sia quelle quattrocentesche, rispetto agli altri, quelli dell'arsenale vecchio, che avevano un orientamento est-ovest meno soggetto a venti importanti. Tra l'altro, la capriata palladiana consentiva di risolvere in maniera piuttosto semplice la questione della mezza padiglionatura, perché bastava togliere l'ultimo elemento sommitale e chiudere il tetto sulla controcatena e il gioco era fatto. Qui vediamo la copertura
con la mezza padiglionatura delle galeazze ovest. Nel Cinquecento, come abbiamo detto, le misure aumentano e si arriva a superare, a raggiungere, qui siamo alle Gaggiandri, e a superare nelle galeazze i 25 metri. E qui abbiamo i tipi di capriate cinquecentesche, le palladiane semplici e le palladiane con saette delle costruzioni più grandi. Molto spesso quelle con saette sono anche irrigidimenti e rafforzamenti realizzati nel tempo e soprattutto nell'Ottocento, ma alcuni sono originari di costruzione, come quelli sicuramente delle galeazze e molto probabilmente anche quelli delle Gaggiandre, che seppur molto manomesse nell'Ottocento sono state manomesse, tra virgolette, e ricostruite in parte sul modello precedente che era ancora esistente. L'ultima evoluzione delle capriate lignee dell'Arsenale l'abbiamo nel Settecento con l'edificio degli squadratori, dove viene che superano i 25 metri di larghezza, di ampiezza, e che viene rafforzata con un colonnello centrale che dalla parte sommitale alla catena lega anche la controcatena. È costituito da due elementi con incastri che chiudono la catena e la controcatena, rendendo impossibili, diciamo, riducendo al massimo tutte le deformazioni verticali. In realtà questa non è un'invenzione che avviene con gli squadratori, c'è già in precedenza, la vediamo nel 500 con la copertura della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, vedete questo il monaco che è collegato, anche quella una dimensione notevole di 25 metri, e agli inizi del 600 nella chiesa di San Lorenzo con la misura straordinaria di 32 metri, le più grandi capriate molto probabilmente esistenti al tempo e non certo e non solamente a Venezia, una misura di 32 metri veramente importante. Questo sistema di collegare le catene con un monaco che le tiene insieme con l'elemento sommitale può essere replicato e ripetuto, quindi con una controcatena, con due controcatene, con tre controcatene, con un sistema modulare. E questa è stata diciamo, l'invenzione che è stata poi sviluppata e discende da questo modello nell'Ottocento da Augustin de Betancourt nel maneggio di Mosca, che è la copertura a capriata più grande di tutti i tempi, con 46 metri di lunghezza, dove vedete che questo sistema si ripete con 3 ordini di controcatene e consente di arrivare a luci, diciamo, inverosimili, direi comunque elevatissime. Purtroppo questa struttura è andata bruciata in un incendio del 2004, è andata persa, è un patrimonio straordinario ed è stata rimpiazzata da una ricostruzione effettuata però in lamellare. L'Arsenale poi prosegue la sua storia adottando le tecnologie contemporanee e quindi con l'uso misto di legno, ferro e ghisa dei tipi francesi, dei tipi Polonceau, poi adottando le capriate alla belga o all'inglese, tutte metalliche, poi adottando ancora quelle, questi sono gli esempi di quelle miste, legno, ferro e ghisa, queste legno, ferro e ghisa di tipo Polonceau, delle tese del carbone alle vergini, le prime di questo tipo di Venezia del 1872, quelle all'inglese metalliche, quelle in calcestruzzo novecentesche e anche capriate moderne, ma queste non ci interessano, non fanno parte di questo ragionamento. Quello che conta è che, come ho detto prima, ed è riportato in questo abaco, le capriate dell'Arsenale che qui sono rappresentate in tutti i tipi presenti, rappresentano un campionario che in qualche modo contiene tutti i tipi di capriata presenti a Venezia e non solo. Da questo tipo di capriate poi troviamo tutte le altre presenti a Venezia, molto simili sono quelle di strutture altrettanto, diciamo, somiglianti, che sono quelle dei tezzoni dei lazzaretti. Qui vediamo alcuni esempi, vedete questa con saette
del lazzaretto vecchio. Scorro perché sono assolutamente confrontabili con quelle dell'Arsenale, ma le troviamo anche nelle grandi costruzioni delle chiese e dei palazzi. Un esempio molto interessante, questa è quella della chiesa dell'Ordine di Malta, di San Giovanni di Malta, trecentesca, che ricalca in maniera abbastanza fedele l'impostazione di quella della tesa dell'isolotto. Anch'essa è una capriata semplice con saette, con nodo chiuso a tenone e mortasa e cuneo di messa in forza, con chiodatura che segue la catena e che prosegue al di sotto e con un lieve inarcamento molto più leggero di quello dell'isolotto, ma anch'essa ha un inarcamento verso l'alto della catena. Ci tengo a precisare che questo inarcamento era presente diffusamente nelle costruzioni dell'Arsenale e purtroppo si è perso per motivi di degrado e per interventi che poi hanno liberato la catena nell'Ottocento. Comunque lo troviamo in altre costruzioni dell'Arsenale, in particolare lo troviamo anche, e anche lì abbastanza marcato, nelle corderie dell'Arsenale, in una parte che non è visibile dal di sotto quando si visita la Biennale perché è nel primo tratto dove ci sono le capriate meglio conservate, quella dove c'è il solaio, quello d'ingresso, diciamo, dove c'è il solaio. Ecco, le chiese hanno delle caratteristiche, diciamo, confrontabili con quelle dell'Arsenale, e i tipi sono sempre quelli ricorrenti. Molto interessanti le capriate trecentesche della Chiesa dei Frari, sia del tipo con monaco e saette, sia di tipo palladiano. E qui vediamo degli altri esempi di Sant'Andrea della Zirata e di Santa Chiara a Murano, a nodo chiuso con tenone e mortasa. Delle coperture che discendono dal modello dell'Arsenale, ma che troviamo anche in Arsenale, sono quelle con terminazioni a padiglione, dove le capriate terminano lì dove inizia il padiglione e ci sono due cavalletti inclinati fino al bordo, quindi più o meno a 45 gradi, e una serie di cavalletti che chiudono e che formano lo spiovente. Questa può avere un tipo di variante che è costituito da capriate palladiane con la controcatena a scendere e a decrescere e i cavalletti soltanto nelle parti terminali degli angoli. Poi ci sono le coperture a padiglioni di vario tipo, dei palazzi, su cui non mi dilungo perché discendono sempre con le stesse configurazioni, che però hanno delle soluzioni proprio dovute alla configurazione a padiglione, soluzioni angolari, così come ho accennato in precedenza. Molto interessanti sono dei solai che si sviluppano soprattutto nel Cinquecento, quando il sottotetto era utilizzabile, non abitato ma diciamo utilizzabile, quindi era anche un piano di calpestio. In questo caso molto di frequente abbiamo che il solaio del sottotetto diventa anche il sistema bidirezionale di catena e di chiusura della capriata, e la capriata i due puntoni si collegavano a questo sistema tramite il tavolato e tramite delle mezze catene, tramite dei dormienti che fungevano da collegamento. Queste sono molto diffuse e consentono anche di passare ovviamente nella parte centrale. Molto spesso poi queste erano pavimentate con pianelle in laterizio. Nell'edilizia comune le strutture di copertura erano molto più semplici, quasi sempre erano delle capriate senza monaco e con dei nodi puntone catena semplicemente realizzati attraverso la chiodatura, senza forme di calettature, come vediamo in questa casa in Calle delle Beccarie, che è stata studiata a fondo. Praticamente non sono presenti a Venezia strutture spingenti senza l'uso della capriata, che invece sono diffuse in vario modo nell'entroterra. Le troviamo soltanto in laguna, e questo è un esempio bellissimo di Lio Piccolo, dove non abbiamo capriate ma abbiamo delle travi in cui la spinta viene bloccata dalla chiusura sulla trave
sommitale, ma anche viene, diciamo, frenata da una sorta di cerchiatura costituita dalla rema perimetrale, da questa capriata diagonale che fa una cerchiatura dell'intera parte. Passo a un secondo argomento, e purtroppo il tempo è un po' poco, vediamo. Faccio solo un accenno, ma non si può non fare un accenno a Venezia alle strutture di copertura costituite da un particolare sistema di incavallatura o di capriata e dal soffitto a carena di nave. Accenno soltanto perché poi voglio parlare degli interventi e bisogna accennare perché è un caso particolare il fatto che in Veneto ci siano 13 coperture a carena di nave, 6 delle quali sono a Venezia, e che comunque nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia ci siano la gran parte delle strutture di questo tipo presenti sul territorio nazionale. Altre 2 ne troviamo ad Ancona e Urbino e una a Brescia, quindi sono tutte concentrate nel Veneto e nel Friuli, ma soprattutto nel Veneto, ma soprattutto a Venezia, dove ce ne sono ben 6. Queste sono tutte quelle presenti, le prime 6 sono quelle di Venezia: San Giacomo d'Allorio, San Zan-de-Gola, Santa Caterina di Mazzorbo, Santa Caterina dei Sacchi di Cannareggio, San Polo e Santo Stefano. Non elenco le altre, ma andiamo a vederle un attimo. Purtroppo molte di queste strutture a carena di nave sono state manomesse da incendi, da terremoti, da bombardamenti, come è successo soprattutto a Padova, però ne rimangono alcune anche conservate molto bene. Sicuramente quella che è conservata meglio di tutti e quasi integrale è anche la più antica, è anche il più antico dei soffitti a carena di nave, che è quello di San Giacomo d'Allorio, datato all'ultimo decennio del 200 attraverso gli studi condotti in occasione dei restauri. Ma vediamo cosa sono questi soffitti a carena di nave. In realtà, se noi vogliamo parlare di soffitti a carena di nave, non possiamo pensare al solo soffitto, ma dobbiamo pensare al sistema costituito da coperture e soffitti, che sono delle incavallature singolari, e qui sì che possiamo parlare di incavallature perché sono molto variegate. Quelle veneziane sono tutti sistemi a capriata. Tra l'altro quelle veneziane, di 6 che ce ne sono presenti, 5 sono a volta unica, quindi il tipo più semplice e il tipo anche più arcaico. Una sola è di tipo polilobato, quindi quella di Santo Stefano che è pentalobata, mentre abbiamo esempi molto più ricchi nell'entroterra, fino all'estremamente complesso soffitto di San Fermo di Verona. Tutti questi soffitti, andiamoli a vedere, diciamo a volta unica, sono costituiti da una vera e propria carena di nave rovesciata non chiusa, poggiata sulla catena. Quindi la assimilazione con la costruzione navale in qualche misura c'è, solo che molto spesso questi elementi sono sostenuti dalle coperture, cosa che avviene regolarmente in tutti quelli più complessi e avviene regolarmente anche in modo estremamente diverso. Tutte quelle polilobate hanno un rapporto soffitto, struttura di copertura estremamente diverso l'uno dall'altro. Alcune sono praticamente delle strutture che sono totalmente sospese al sistema di copertura. Altra questione in quelle a unica volta è la questione delle pendenze, che hanno necessità quasi sempre di avere un secondo ordine di puntoni. Così avviene a San Giacomo, così avviene a Santa Caterina, così avviene a Santa Caterina di Mazzorbo, così non avviene a San Polo. Il problema è risolto con una struttura molto ribassata del soffitto, e così non avviene a San Zan-de-Gola, dove di fatto non c'è la capriata, ma ci sono dei puntoni collegati in modo indiretto con la catena. Ecco, questa è quella di San Giacomo, sicuramente la più importante, la più interessante, perché è caratterizzata da alcune peculiarità che non hanno le altre costruzioni.
Una di queste è la sezione ogivale della volta, maggiore nella navata principale, minore nel transetto, e soprattutto il fatto che insiste su una chiesa a croce, quindi il soffitto ha questa crociera centrale che non è presente in nessun altro esempio. Un'altra caratteristica importante è di tipo costruttivo ed è legata al fatto che le centine della catena sono realizzate in un unico pezzo di legno curvato di quercia, quindi con una tecnologia assimilabile a quella navale. È l'unico soffitto che ha questa caratteristica. Altra caratteristica è che il soffitto è quasi interamente fatto con pezzi di recupero, ma non delle catene. Le catene sono tutte, diciamo, omogenee come lavorazione e come datazione e sono state pensate per la ricostruzione di questa chiesa, mentre tutti gli altri elementi sono di recupero. E è singolare la presenza di molti puntoni, una grande quantità di puntoni in quercia, in legno di rovere, cosa che è assolutamente una rarità a Venezia, dove il legno di quercia, il rovere, non lo troviamo mai nelle costruzioni religiose e civili, perché era destinato, e non lo troviamo neanche nelle coperture dell'arsenale, perché era destinato alle costruzioni navali. Saint-Jean-de-Gaulle ha pochi elementi, non ha moltissimi elementi originali conservati, ma sono elementi molto interessanti, le catene, tutte le mensole, qualche tavoletta, ma soprattutto la bellissima trave di gomena poligonale tricromica. Devo saltare per andare agli interventi, quindi vi faccio solo scorrere le immagini di alcune altre e chiudo con l'immagine di San Fermo, la più complessa e singolare copertura di Verona, copertura a carena di nave senza la catena, ma con una catena in acciaio, con una struttura, con un soffitto mistilineo e un sistema di elementi di spinta e controspinta che tengono in equilibrio l'appoggio. Una vera e propria incavallatura che non ha nulla a che vedere con una capriata. Finisco con una nota di curiosità, ovviamente oltre a Venezia ci sono altre aree geografiche dove ci sono soffitti a carena di nave, una dove ce ne sono diversi e piuttosto importanti ma comunque differenti è la Normandia. Ecco, chiudiamo questa parte e andiamo ad aprire e a parlare di interventi. Mettiamo a schermo intero, prima me ne sono dimenticato e quindi avrete visto immagini un po' piccole. Facciamo una prima schematizzazione, ma proprio un sunto dei sunti di che cosa consistono gli interventi sulle strutture di cottura e sui solai. Gli interventi possono essere suddivisi in due grandi famiglie, gli interventi passivi e gli interventi attivi. Gli interventi passivi sono quelli con cui gli elementi deteriorati vengono sostituiti in parte o del tutto o affiancati con elementi che ne surrogano le caratteristiche e che quindi danno la possibilità di sopperire alle mancanze dovute al degrado. I sistemi attivi sono sistemi che integrano il comportamento delle strutture con degli elementi metallici di acciaio, di barre di acciaio o di trefoli di acciaio armonico, dei sistemi funicolari che interagiscono con le strutture applicando delle forze che ne correggono le difettosità. Tra i primi, il tipo più diffuso e più arcaico è la fettonatura o guanciatura, che consiste nell'affiancare alla testa della trave o della capriata dei tavoloni, delle grosse tavole, che sostituiscono la funzione della testa che si è andata deteriorando. La norma non scritta, ma comunque di piena logica, è che le fettonature debbono essere costituite da due elementi lignei di sezione pari alla sezione della trave. Invece molto spesso vengono realizzate con tavole sottili che non svolgono bene la loro funzione e possono essere soggette, in caso di deterioramento o di perdita di consistenza della testa di trave, anche a svergolamento. Quindi devono avere la caratteristica di avere la metà
2 volte la metà della sezione, quindi corrisponde alla sezione. Ci sono poi le protesi a legno intero, cioè la parte deteriorata viene sostituita da una parte che ne completa la configurazione, e vengono realizzate tramite delle giunzioni, in questo caso vediamo un dardo di Giove, che vengono chiuse con perni, viti o con staffe o con regge, come in questo caso. Ecco, questo è un esempio tratto dall'isolotto. Qui vedete il cuneo di cui vi ho parlato prima, anche con l'indentatura sul puntone. Il quarto dente sarebbe quello, il quarto dente. Un sistema molto diffuso, ma che se possibile va evitato, è quello di utilizzare delle protesi di acciaio. Queste, diciamo, sono molto rapide, sono molto efficienti, riportano subito al funzionamento la struttura, facili da realizzare, anche abbastanza economiche dal punto di vista della posa in opera, però sicuramente cambiano il comportamento strutturale per la diversa rigidità che avviene lungo l'asta del sistema di rinforzo, ma soprattutto, cosa ben più seria e ben più grave, introducono dei problemi proprio di condensazione interstiziale dovuto al contatto legno-ferro. Quindi queste qui andrebbero sempre isolate con degli isolatori di neoprene o di altro tipo per evitare quei danni. Però se è possibile vanno evitate, perché sono sempre meglio i sistemi legno-legno. Altri sistemi, anche questi che secondo me se possibile vanno evitati, sono quelli di protesi a legno intero collegate con perni e resina. Ecco, queste qui, anche queste introducono un comportamento, diciamo, non lineare, soprattutto a flessione della trave, e poi la loro tenuta è affidata alla tenuta della resina, che si sa non può essere del tutto affidabile nel tempo, e che quindi lascia un margine di insicurezza negli interventi sul costruito storico, che è destinato a poter durare a lungo nel tempo. Ancora più diffuse sono le protesi a betoncino epossidico, dove le teste delle capriate vengono ricostruite con un betoncino a base epossidica all'interno di casseri di legno o di metallo, che sono anche strutturali, che possono essere a perdere e quindi rimanere in funzione in legno, oppure essere rimossi. Ecco, anche questo è un sistema da usare con molta parsimonia, anzi da cercare di non usare. Soprattutto è un sistema molto speditivo, anche piuttosto economico, e che in certi casi consente di risolvere con poche demolizioni, però dal punto di vista tecnico e funzionale è da evitare. Anche in questo caso abbiamo un comportamento anomalo lungo lo sviluppo della trave, ma soprattutto abbiamo un coefficiente di scarsa sicurezza, perché la resina epossidica non protetta è diciamo molto soggetta a deteriorarsi e a perdere efficienza con temperature anche non molto alte, quindi in caso di incendio sono molto molto pericolose, quindi se possibile vanno evitati. Più concrete sono le protesi con tavole, che possono essere poste a secco con viti o perni, o anche con l'aggiunta di collanti, con tecniche che vengono definite spesso come lamellari in opera. Sono molto versatili perché consentono di ridurre al minimo la rimozione del legno, hanno un comportamento abbastanza simile a quello del legno lungo l'asse della muratura, della trave, e si adattano bene alla ricostruzione. Possono anche essere utilizzate per ricostruire parti non necessariamente nelle teste, ma parti mancanti del legno. E sono appunto, come dicevo, molto versatili. E nella realizzazione di queste teste, lo segnalo perché è un errore che viene comunemente fatto, si può utilizzare questa situazione scalare, oppure la situazione con l'elemento centrale, ma non deve essere simmetrica,
come in questo caso. Le tavole centrali devono essere sfalsate per far sì che il passaggio da 2 tavole a 3 tavole, a 4 tavole, a 5 tavole non avvenga con scatti di 2, quindi con riduzione repentina della sezione resistente. Interventi diffusi sui solai sono quelli delle cosiddette solette collaboranti, cioè sono delle cappe, delle solette in calcestruzzo con rete elettrosaldate che vengono connesse ai solai con dei connettori AAL. Ecco, anche queste mi permetto di dire che se possibile vanno evitate per il comportamento strutturale, ma anche per la notevole invasività dei connettori. Quindi sono molto efficienti, sono molto utilizzate, si realizzano con una certa semplicità, ma se possibile vanno, diciamo, sostituite con sistemi legno-legno. E dico se possibile, ma posso anche dire perché è sempre possibile sostituirli con sistemi legno-legno, che sono sicuramente altrettanto efficienti, se non più efficienti, e sicuramente molto più compatibili come comportamento. Il sistema legno-legno è molto flessibile, può consentire con i rinforzi estradossali di arrivare al tipo di carico che si vuole raggiungere con il raddoppio o con il raddoppio con il terzo tavolato, con i tavolati sfalsati, collegati e chiodati che funzionano come delle immaschiature, con grossi panconi immaschiati, positivo e negativo, che aumentano notevolmente la portata in casi estremi, e possono anche essere realizzati con sistemi leggeri, quindi con sistemi tamburati, listellati, o con sistemi semplici e anche piuttosto economici con fogli di multistrati fenolici che con uno spessore ridotto raggiungono elevate prestazioni. E queste tecniche in vario modo possono essere adottate anche all'intradosso. Diversa è la questione dei sistemi attivi, di cui accenno soltanto perché devo dire che sono estremamente interessanti, hanno avuto un grande sviluppo prima con Gennaro Tampone, ma poi soprattutto con Lorenzo Iurina, che ne ha realizzato con tantissimi e di grandissima qualità in moltissimi interventi. Sono interventi reversibili, poco invasivi e che lavorano molto bene e possono essere integrativi dei sistemi passivi, quindi diciamo possono lavorare insieme agli altri. A Venezia non hanno mai avuto un grande successo, io ne conosco un solo esempio, che è quello delle tese delle Galeazze, di una delle tese delle Galeazze Ovest, la cosiddetta tesone delle biciclette, dove questo intervento con questo sistema di cavi che corrono lungo la fibra media della catena sono stati applicati senza mutare la deformazione, quella che vi ho mostrato prima molto deformata, no? di capriata, senza modificare la deformazione. Questo è un intervento che è stato messo a punto da Claudio Modena. Mi scuso, ma avrei ancora altro, faccio un altro breve resoconto di un intervento e qui vengo all'isolotto, che è più una questione di metodo che poi è applicabile a tutto il resto. La tesa dell'isolotto, ne ho già parlato, tesa trecentesca, strutture lignee trecentesche. In realtà l'intervento ha riguardato la tesa dell'isolotto, che è l'edificio B, e questo edificio A, che è la copertura di una risultante di un edificio che è compreso tra l'edificio dell'isolotto e il muro di cinta dell'Arsenale. Copertura realizzata nel Cinquecento di forma triangolare e quindi con capriate da molto piccole fino a raggiungere una dimensione di circa 17 metri.
la cosa singolare è che in questo edificio ci sono praticamente tutti i tipi di capriate di cui ho parlato prima, quelli con saette, quelli semplici senza monaco, quelle semplici con monaco, quelle di tipo palladiano. L'edificio, ho già detto che è un edificio trecentesco, non parlo della muratura, però appunto è molto interessante il fatto che sia costituita la muratura da una muratura interamente in altinelle, edificio trecentesco. Il nodo l'abbiamo visto, guardiamo alcuni dettagli di cui non abbiamo parlato. Ecco, questo è un dettaglio molto importante, la reggiatura, quindi un nastro sottile applicato a caldo per realizzare le giunzioni delle catene. E tutte le strutture sono con attenone e mortasa. Qui le possiamo vedere in queste immagini, si intravedono bene i collegamenti attenone e mortasa di tutte le sue componenti, anche queste indentature singolari che ci sono tra puntoni e saette. Ecco, qui vediamo all'interno tra puntone e saetta Ecco, l'edificio A, quello triangolare, è particolare, interamente fatto con travi di recupero, per cui ci sono queste piccolissime capriate molto singolari con delle enormi sezioni perché provengono da travi molto grandi. E come vedete sono tutti elementi di recupero. Qui vediamo il classico dardo di Giove, però con delle chiusure non a reggia, ma delle chiusure ottocentesche a staffa, che presenta la tipica forma che innesca lo spacco per mancanza di efficienza del giunto sulla trave proprio per la sua forma. Forme di degrado, ma veniamo a quella che è la questione, l'intervento, una metodologia di intervento. Analisi di primo livello che consente nel verificare le alterazioni, i danni, i difetti, tutti gli elementi che consentono di classificare il legno secondo la resistenza e inserirlo in una classe di resistenza. Poi ci sono le indagini di secondo livello, quelle strumentali che consentono attraverso prove penetrometriche di verificare la effettiva sezione resistente del legno, prove che vanno accompagnate da prove di umidità. E poi la costruzione del progetto. L'insieme di queste rilevazioni fatte di primo livello e di secondo livello consente di articolare il progetto di restauro in maniera molto precisa, senza arrivare di modo da non arrivare a grosse sostituzioni di parte di legno. Le sostituzioni diventano sempre più limitate, sempre più precise, sempre più chirurgiche, con risparmio di materiale storico e anche con risparmio economico. Quello che si investe nella conoscenza poi ritorna dopo nell'intervento. Il progetto di conservazione in questo caso è rappresentato in 4 tipi di scheda fatte per ciascuna capriata. La prima scheda è la configurazione della capriata con delle immagini significative. In realtà è la copertina di una scheda, perché poi questa scheda è completata dai rilievi e dalla documentazione fotografica di quella capriata e dalla localizzazione. La seconda raccoglie le analisi di primo e di secondo livello con i difetti, le forme di degrado biotico attive e pregresse, con le forme di degrado abiotico e quelle di degrado meccanico, che sono caratteristiche del legno, e anche con tutti i punti, con i dati delle rilevazioni fatte con il penetrometro da legno, che accompagnano questa scheda. La terza è quella degli interventi. È una scheda piuttosto ricca perché in questo modo non si fanno degli interventi standard, ma gli interventi vengono calati sulle singole situazioni, e in questo caso con 8 tipi di protesi di tipo a tavola, di tipo lamellare, di tipo a legno intero, di tipo ricostruttivo di vario genere, ma anche gli altri interventi in questo modo vengono registrati. E l'ultima tavola rappresenta poi l'intervento fatto, quindi viene archiviata e testimonia quello che è stato fatto. Qui vediamo in questo modo come si possono ricostruire le teste. Si può andare chirurgicamente a fare una resezione che segue
il degrado e le ricostruzioni possono essere le più articolate possibili, di tipo a legno intero, di tipo lamellare. Ecco, il rapporto in questo caso è di 1:7 tra la sezione e lo sviluppo, perché possa essere efficiente. In questo modo si possono conservare anche elementi come i talloni della calettatura della testa della capriata. Questa è una protesi a legno intero chiusa con regge. Queste sono regge di nuova realizzazione, mentre queste sono le regge originarie, e così via. Scorro con le immagini. Elemento importante è l'isolamento, quando abbiamo le mensole in pietra, l'isolamento della testa della capriata dalla mensola in pietra. Ecco, qui vediamo un dettaglio con doppia guaina e foglio di piombo in mezzo. Nell'edificio B, cioè quello trecentesco, l'intervento ha avuto la stessa logica con una differenza fondamentale. Le capriate non sono mai state smontate, tutti gli interventi sono stati realizzati in opera, ricostruendo le parti deteriorate in opera. Una sola capriata è stata una sola catena è stata sostituita, questa completamente deteriorata, e in questo caso è stata riproposta la curvatura della catena, cercando di riproporre quella che immaginiamo potesse essere stata la tecnica originaria. Chiuso anche questo, architetto Menichelli, dovremmo chiudere, non so se mi sente. Ci sente, architetto? Sì, sento, mi dica. Dovremmo andare verso la chiusura, se vogliamo lasciare spazio magari a una o due domande. Va bene, io avrei qualcosa sui solai, ma mi posso fermare qui perché le tecniche sono queste, quindi possiamo tranquillamente andare a delle domande. So che era lungo, la materia era tanta, ho fatto anche molti tagli, ho cercato di dire gli elementi essenziali, ma purtroppo il materiale e le cose da dire sono molte. Grazie, sono qui a disposizione insieme a Luca per tutte le domande. Grazie. No. Un applauso. Abbiamo spazio per una, massimo due domande. Chi ha piacere dovrebbe avvicinarsi qui al tavolo per porre la questione. Niente, allora chiudiamo qui. Grazie all'architetto Luca Scappin, grazie all'architetto Claudio Menichelli. Anche questa a voi tutti. È stata una puntata molto molto interessante, sicuramente da riprendere anche quando il testo uscirà alla luce. Adesso sento infatti anche da Luca quali sono i tempi, perché vorremmo sicuramente riprendere e approfondire le tematiche riportate. Grazie ancora, ci vediamo lunedì. Grazie a tutti. Grazie.